Stamattina una notizia inaspettata, il taglio degli alberi nel boschetto di Maddalusa. Sì, la notizia l'abbiamo avuta ieri attraverso Facebook con un filmato. Abbiamo visto che stanno tagliando gli alberi lungo la strada di Maddalusa. Siamo rimasti un po' sconvolti, abbiamo voluto chiedere perché. Abbiamo chiesto ai dirigenti della forestale e ci hanno detto che c'è in atto l'adeguamento dei tagliafuoco, dei viali tagliafuoco alla normativa, adeguamento alla normativa regionale. Ora io dico, era estremamente necessario, ok, la sicurezza da dover seguire, ma già il boschetto di Maddalusa ha pochi alberi, è esiguo, facciamo di tutto, stiamo facendo di tutto come volontari, come cittadini per salvaguardare il boschetto di Maddalusa e la forestale viene a tagliare 15 metri, mi si dice, di boschetto, cioè tantissimi alberi. Io mi sento come cittadino agrigentino, proprietario di un pezzo o comunque di qualche albero di quel boschetto. Non era giusto avvisare i cittadini? Si dice che i cittadini si allontanano dalla politica, ma questi sono atti politici e noi vogliamo ora che ci se ne renda conto di questo atto, che è abbastanza grave per quanto mi riguarda e per quanto riguarda noi del Comitato Maddalusa e penso per tutti i cittadini agrigentini. Vogliamo sapere perché, quindi che i dirigenti della forestale vengano per favore a dirci perché, se questo taglio di alberi poteva essere evitato. Grazie. È molto triste, devo dire, sono stata ieri sera proprio a vedere quello che era successo e già al buio lo spettacolo era veramente devastante. Continuano, mentre noi parliamo, si continua a tagliare alberi ed è una cosa che non avremmo mai voluto vedere, onestamente. Capisco che l'intenzione è di proteggere il bosco, ma non sono un tecnico sicuramente, ma tagliare 15 metri di alberi in un boschetto che è già così piccolo mi sembra veramente eccessivo e sicuramente ci possono essere altre soluzioni, altri modi per proteggere le nostre risorse boschive. La Sicilia, lo sappiamo, è devastata da incendi e da tragedie continue che appunto distruggono il nostro ambiente. C'è bisogno di creare una cultura del rispetto dell'ambiente, una cultura del rispetto degli alberi, capire che gli alberi non sono decorazioni, anche dentro le città non sono semplici decorazioni, gli alberi producono ossigeno, gli alberi ci danno ombra, sono un rifugio per gli uccelli, insomma ogni albero che si uccide è un omicidio che si fa, è un danno che si fa alla città e bisogna effettivamente essere consapevoli e mettere in atto tutta l'attenzione possibile per la protezione e la salvaguardia, mentre quello che vedo è spesso un'efficienza eccessiva, in una città che per tanti aspetti sonnecchia, dorme tranquillamente su molte cose. Quando si tratta di abbattere gli alberi c'è una solerzia e un'efficienza che veramente mi lascia perplessa, quindi l'invito è a cercare di capire se ci sono altre soluzioni, fermare questo scempio adesso, proprio in questo momento se possibile, e cercare soluzioni alternative alla salvaguardia e alla protezione del boschetto di Maddalusa come di tutti gli alberi che abbiamo in città.